Da un lato l'entusiasmo per una vittoria pesantissima arrivata all'ultima goccia di sudore, dall'altro la voglia di riscatto dopo una brutta sconfitta davanti al proprio pubblico. Due stati d'animo opposti e due situazioni di classifica diverse, ma la stessa voglia di conquistare i 3 punti. Dal Palace Schweitzer di Mantova, buonasera da Luca Pellegrini e benvenuti a Savia Testa Mantova, Roma 1927 Futsal, 18ª giornata del campionato di Serie A. Saluti di rito a centrocampo tra Mantova e Roma, il Mantova con la propria divisa da casa interamente bianca con profili rossi, la Roma con la propria divisa da trasferta. Mentre vedete inquadrati anche i 3 arbitri, arbitro 1 Martina Piccolo della sezione di Padova, arbitro 2 Andrea Cini della sezione di Perugia, cronometrista Gioacchino Lattanzio della sezione di Collegno. Si fanno sentire i tifosi del Mantova. Tutto pronto per il calcio d'inizio. Al Palace Schweitzer di Mantova. Arriva il fischio dell'arbitro e si comincia con Avellino che allarga il gioco sulla destra. Poi Fortino cerca Cutruneo ma non lo trova. Caiche in avanti, cerca e trova Cabeza, prova ad accentrarsi, viene fermato. Fallo laterale, Biscossi per Avellino, lancio lungo, Tondi non si fida della presa, poi Fortino, sombrero, va all'indietro, Cabeza, può ripartire all'1 contro 1, Cabeza! Con la punta, prima parata, primo intervento della partita di Balducci. Palla fuori, altra conclusione, Fortino a dare una mano alla squadra in difesa. Si abbassa Caiche. Poi cerca e trova, anzi non trova Cabeza, trova Avellino. Ancora Avellino, Fortino di prima, Caiche all'indietro, Tondi sulla pressione, costretto a mettere la palla fuori. Avellino sul punto di battuta. Fortino, sinistro che decolla. Tondi, corto per Caiche. E poi pallone che finisce docile tra le braccia di Balducci. Avellino, Biscossi, tenta un dribbling. Guadagna un fallo laterale. Fortino, Biscossi, non si chiude il triangolo. Dicevamo nella nostra introduzione, 2 squadre che arrivano da 2 partite molto diverse. Il Mantova vittoria proprio sulla sirena
con il gol arrivato mentre stava suonando la sirena sul campo della CDM Futsal. Successo dal peso specifico enorme nella corsa alla salvezza. La Roma invece dal KO per 6-1 contro la Feldieboli. I precedenti sono 3 fra Mantova e Roma, bilancio di perfetta parità, una vittoria a testa e un pareggio. All'andata è finita 4-2 per il Mantova, che ora può costruire. Tondi in avanti, colpo di testa tentato da Cabeza, Balducci. Poi viene colpito l'arbitro 1, Martina Piccolo, ma probabilmente la sfera era già uscita. Chiamato lo schema da parte degli uomini di Milella, che cercano Caiche. Balducci sta trovando spazio in questo 2026, il classe 2008, che in realtà fa parte del roster dell'Under 19, con cui a gennaio ha vinto la Supercoppa. Fortino fermato da Ceccatto. Dovrebbe essere semplice rimessa laterale e non fallo. Avellino sbaglia, Cabeza, e poi il pallone che termina in fallo laterale. Avellino cerca il pallone in area di rigore, contatto, finisce a terra Riccardinho, ma si gioca Avellino dentro. Cabeza raccoglie, si propone Caiche. Cabeza va dal lato opposto, chance per il Mantova che può andare alla conclusione, ma non c'è più spazio. Cabeza si gira, può anche calciare, viene trattenuto da Biscossi in modo abbastanza evidente e arriva il primo giallo della partita per il numero 24 della Roma. Caiche sul pallone, c'è anche Cabeza. Fischia l'arbitro. Va Cabeza! Barriera posizionata perfettamente da Balducci, perché c'è stato il salvataggio sulla riga proprio dell'uomo che era stato messo sul palo da parte dell'estremo difensore della Roma, che si salva grazie all'intervento di Di Eugenio. Moabs ancora alla ricerca del primo gol con la maglia del Mantova. Lui che alla Roma ne ha segnati 5 in 4 partite con l'Eco City Genzano. Anzi 3 con l'Eco City Genzano, 1 con l'Ital Service Pesaro e 1 con la Sandro Abate, per un totale, per l'appunto, di 3 in 5 in 4 gare. Caiche, imbucata Moabs, trattenuto, fanno giocare i due arbitri. Leleco, che aveva saltato la gara contro la CDM Futsal, oggi Mantova che deve fare a meno dello squalificato Misael. Michel, entrato il talentuoso spagnolo. Avellino, Michel allarga per Fortino, Michel, Avellino. Michel può sfidare Moabs, sbaglia Achilli, intercetta Avellino. 3 contro 2 Roma. Avellino
E ora è il Mantova che ha a disposizione un 3 contro 2. Moabs doppio passo, finta, e anche il Mantova lo spreca e va anche a commettere fallo. Due chance identiche, in entrambi i casi ottimo lavoro difensivo. Avellino in orizzontale, Michel chiude il triangolo. Sbagliato il passaggio per Ceccarelli. Moabs. Tondi prova la verticalizzazione, sporcata da Ceccarelli. Fallo laterale per la squadra di Milella. Achilli. Leleco all'indietro. Tondi. Moabs riesce a girarsi, a rompere la doppia pressione. Poi gli rimane sotto il pallone. Leleco in anticipo. Moabs 1-2 con Leleco. Zona tiro, finta. Leleco. Vantaggio del Mantova con la rete di Leleco. Gol all'andata, gol al ritorno per l'italo brasiliano. 1-0. Passa in vantaggio la squadra di Milella con l'8º gol stagionale, il 4º in campionato di Leleco. E ancora una chance per il Mantova con Achilli. Poi Moabs perde l'attimo giusto per calciare e ricomincia. Dicevamo 8º gol stagionale per Leleco, il 4º in campionato, l'88esimo con questa maglia. Mentre qui c'era stato il tamponamento di Avellino ai danni di Moabs. Roma che restituisce il pallone al Mantova. Tondi pronto alla battuta. Balducci affida il fallo laterale a Matteo Biscossi, che va lungo. Ceccarelli arpiona un pallone complicatissimo. Poi Ricardinho. Fallo laterale per il Mantova, guadagnato da Achilli. Abbiamo accennato, grandissimo ex della partita, è cresciuto nel vivaio dell'Olympus Roma ed è arrivato fino al debutto con la prima squadra, come sapete, Roma 1927 Futsal, che è praticamente l'Olympus Roma, anzi senza praticamente, ha cambiato nome, ma è la stessa società a livello di staff e di giocatori. Però grazie a un accordo con la S Roma ha potuto usare nome e anche logo e colori ufficiali. La gestione però rimane separata. Achilli. Mascherona. Moabs. Achilli. Taurisano prova ad accentrarsi, non riesce a calciare. Mascherona. Moabs. Taurisano. Moabs rischia un dribbling, ma è un rischio che paga, perché Achilli può ripartire, palla al piede, riesce ad andare via, anche zona tiro. Achilli alla fine non riesce a circumnavigare anche Biscossi. Fallo laterale.
Fortino intercetta e regala involontariamente il primo calcio d'angolo della partita al Mantova. Achilli, forte in mezzo, Balducci, grandi riflessi sulla deviazione di Mascherona che era stato quasi colpito dal pallone. Di Eugenio, Fortino, Biscossi, occhi negli occhi con Moabs. Torna indietro Di Eugenio in appoggio, riceve proprio il numero 23. Fortino, spalle alla porta. Poi conclusione di Riccardinho, praticamente la prima nella partita della Roma, quando sono passati 7 minuti e 20 secondi di tempo effettivo. Tondi, lancio del Mantova nella terra di nessuno. A battere Riccardinho, brasiliano, alla sua prima stagione alla Roma. In generale, prima stagione in Italia, arrivato dallo United Galati, con cui l'anno scorso ha giocato nella massima serie rumena. Per lui esperienze in 7 paesi: Repubblica Ceca, dove ha vinto campionato e coppa, Slovacchia, dove ha vinto il campionato, Ungheria, Lituania, dove ha vinto la Supercoppa, Brasile, Romania, dove ha vinto campionato e coppa, e Italia. Balducci verso Biscossi, poi Gilbert, Mascherona, pallone ancora per Gilbert, poi Biscossi per Balducci. Dice a Fortino di andare lungo, poi però sbaglia la misura. Il portiere cresciuto nella Roma Calcio a 5, anzi nella Lazio, e poi passato alla Roma Calcio a 5, che non è da confondere con la Roma 1927 Futsal. Fortino va alla conclusione, murata da Tondi, aveva chiuso il triangolo con Michel, prima vera chance per la Roma. Di Eugenio all'indietro per Balducci. Si alza la pressione del Mantova e funziona, perché guadagnano un fallo laterale i biancorossi. Gilbert, Taurisano lotta in mezzo a 2 e guadagna una rimessa quando sono passati esattamente 9 minuti effettivi. Donadoni cerca lo spunto, viene fermato da Fortino. Michel si accentra in buca, ma non raggiunge Di Eugenio. Ora è la Roma che prova a salire, ne esce però il Mantova con Ceccato. Sbagliata la misura e anche la forza del passaggio per Donadoni, l'uomo che ha deciso la gara contro la CDM. Michel prova ad andare via, fermato in fallo laterale. Fortino, Michel, anticipato Cutruneo, Avellino alimenta l'azione offensiva, Fortino
Michel. Kayike lo ferma, vorrebbe il fallo laterale. In realtà è per la Roma. Avellino. In orizzontale Cutruneo. Addosso al muro di maglie bianche. Ancora Avellino alla battuta. Poi in realtà lascia a Michel. Fortino per Michel. Cutruneo. Duettano i due giovani della Roma. Michel classe 2006, esattamente come Cutruneo. Michel spagnolo, seconda stagione alla Roma. L'anno scorso in Under 19 58 reti, di cui 5 nelle 4 finali disputate. Coppa Italia, Coppa Divisione, Scudetto e Supercoppa. Kayike. Cabeza tiene a distanza Fortino nel duello tra pivot. Poi Kayike. Cabeza. Scava il pallone per Ceccato. Vince il duello spalla a spalla con Cutruneo. Poi Kayike. Murato da Avellino. L'ultimo tocco, secondo Martina Piccolo della sezione di Padova. E di Kayike. E poi sorridono i due protagonisti e anche l'arbitro 1. Fortino, Avellino, in avanti Michel, addomestica il pallone, poi sfortunato nel flipper. Punizione per il Mantova, avanti 1-0 grazie alla rete di Leleco. Cabeza protegge Avellino, prova ad arginarlo e ci riesce. Duello bellissimo questo tra Cabeza e Avellino. Cabeza che, numeri alla mano, al momento è il miglior pivot del campionato. 16 gol in 16 gare. Ricardinho. Fortino si accentra, prova a calciare. Conclusione murata. Avellino. Ricardinho. Sfida Donadoni, poi sceglie Michel. Troppo corto il suo suggerimento per Fortino, con il pallone che finisce addirittura sul tetto. Entra in campo nel frattempo come laterale per la Roma, se non abbiamo visto male, Pietrasanta. Altro giovane, lui il più giovane di tutti, considerando i giocatori di movimento, perché la palma di più giovane in assoluto va a Balducci, che è un 2008, Pietrasanta però è un 2007. 16 gol quest'anno, 1 in Coppa Divisione, 4 in Serie B e 11 in Under 19. La Roma 1927 Futsal, infatti anche una seconda squadra, si può chiamare così, iscritta al campionato di Serie B, composta quasi solo da giovanissimi che in parallelo disputano anche il campionato di Under 19. Roma che negli ultimi 2 anni con l'Under 19 ha vinto 2 double, Scudetto e Coppa Italia, e a gennaio la Supercoppa. Ricardinho. Serve Avellino, cerca Fortino, se la ritrova ancora tra i piedi, prova a metterla in mezzo, può scattare la ripartenza del Mantova. Moabs fermato da Ricardinho, poi Avellino anticipa addirittura Balducci. Ricardinho, Balducci, proteste dei giocatori del Mantova, ma è tutto regolare. Fortino chiude l'1-2 con Ricardinho, poi Achilli la mette fuori. Achilli che non solo è un ex, ma ha già punito la Roma quando vestiva la maglia del Sala Consilina. Avellino sul secondo palo, ma è arrivato il fischio. Rimessa
Laterale da ripetere, si dispera Pietrasanta, sarebbe stato il suo primo gol in Serie A. Schema che aveva portato a, diciamo, un gol e mezzo contro la Pirossigeno Cosenza. Uno, quello di Eugenio, su uno schema in tutto e per tutto analogo. Un altro con Cutrupi, anche se non era una vera e propria conclusione quella di Avellino in quel caso, ma più un'imbucata, comunque molto forte. Pietrasanta per Viscossi, il pallone è uscito. 7 minuti e 16 da giocare al Palace Schweitzer. Mascherona cerca di incrociare e poteva fare meglio. Pallone che si spegne abbondantemente sul fondo. Balducci, Moabs in anticipo. Di Eugenio. Avellino. E poi fallo laterale per la Roma. Avellino. Scavetto di Eugenio al volo. Conclusione coraggiosa, ma sballata. Va a recuperare il pallone Tondi, che è un ex della partita del 21-22. Ha giocato infatti all'Olympus Roma. Moabs sull'esterno della rete. Tondi che ha anche segnato un gol alla Roma addirittura 9 anni fa in A2, quando giocava al Milano. Di Eugenio, sterzata a Chilli, ottima chiusura. E primo time out della partita a 6 minuti e mezzo dall'intervallo. Continuano a farsi sentire i tifosi del Palace Schweitzer, mentre le due squadre stanno per rientrare in campo al termine della time out. Mantova avanti 1-0 grazie alla rete di Leleco. In questo momento Mantova sarebbe decimo, quindi salvo a +1 sulla zona play-out. La Roma invece è sesta a -2 dal Sala Consilina quinto, a -3 dal Napoli quarto. Come detto, viene dal KO contro la Feldieboli. Viscossi pareggia la partita, il numero 24 della Roma. C'era stato un contatto al limite dell'area, timide proteste da parte del Mantova, ma segna Viscossi, uno degli uomini più in forma dei giallorossi. Quarto gol nelle ultime 5 partite. Moabs pronto a rimettere il pallone in gioco. Tutto da rifare per la squadra di Milella, che adesso guadagna un fallo.
Volevano il cartellino dagli spalti. In realtà il fallo è per la Roma. Cutruneo con spazio. Cutruneo spreca il 2-1. Rivediamo la parata Tondi. Attenzione alle palle inattive. Cutruneo stavolta non la tocca. Fallo laterale. Mascherona. Poi Achilli si trascina il pallone fuori. Viscossi cerca Fortino. Leleco chiude. Mascherona attaccato da Cutruneo. Di Eugenio per Viscossi. Ancora Di Eugenio. Viscossi in avanti verso Fortino. Pallone fuori. Leleco. Moabs prova ad andare via. Fermato. Michel. Fortino. Di Eugenio troppo corto. E alla fine Balducci con le mani cerca Fortino. Anticipato Leleco. Contrasto. Fortino per poco non se la ritrova lì. Balducci verso Fortino. Provvidenziale la chiusura di Ceccato. E arriva la sirena. Altro time out. Quando il punteggio è sull'1-1, al gol di Leleco ha risposto quello di Matteo Viscossi. Terzo gol in 4 partite al Mantova con questa maglia. E poi ne ha segnato uno anche con l'Aniene. Quinta rete in campionato. Come detto, uno degli uomini più in forma. 26 centri con questa maglia. (4:53) da giocare al Palace Schweizer. Abbiamo detto 3 precedenti, bilancio di parità. Una sola gara delle 3 si è giocata in casa del Mantova ed è finita pari. Vediamo se finirà pari anche quella di stasera. Gilbert. Donadoni. Chiusura. Poi Cutruneo torna sui suoi passi, ma il pallone è uscito. Donadoni. Gilbert. Donadoni. Ancora Gilbert. Donadoni in avanti. Taurisano commette fallo in attacco, trattenendo Avellino. Non la prendono bene i tifosi biancorossi. Gilbert protegge e poi per non rischiare la mette fuori. Avellino cerca Fortino che viene anticipato.
Ceccato per Donadoni, ancora Ceccato. Ora gioco abbastanza spezzettato al Palace Schweizer. Fortino, Avellino, Michel, Gilbert attaccato da Avellino, pallone fuori. Guadagnato una rimessa il brasiliano Gilbert, classe 98, arrivato a febbraio in prestito dalla Lazio, dove ha giocato nella prima metà di stagione in A2 Elite. Ceccato, fermato da Avellino, fallo laterale. In area prende posto Alessio Taurisano. Donadoni va proprio dal 19, che riesce a girarsi. Balducci in due tempi. Poi Biscossi, raddoppiato, recupera il Mantova. Ceccato, la toglie dai piedi di Taurisano. Donadoni, Gilbert, Ceccato, suola, Taurisano, Donadoni. Altra imbucata, Taurisano, Biscossi in copertura. Dovrebbe essere fallo laterale, non rinvio dal fondo. Quindi vediamo la girata di Taurisano con Balducci che fa su il pallone. Ceccato nello stesso identico punto. Avellino scava la sfera, poi Fortino di testa. Donadoni per Tondi. Donadoni, Taurisano, tunnel e va via. Poi si allunga troppo il pallone. Grande spunto. Fallo laterale però e non rinvio. Riccardinho per Avellino. Biscossi, Avellino, Riccardinho, Avellino, Gilbert lascia scorrere Tondi in avanti. Balducci è entrato in campo Cabeza. Biscossi, Fortino, Riccardinho, Avellino di prima, ancora Riccardinho che va via sulla destra. Riccardinho si accentra, Riccardinho la lascia per Fortino. Grande intervento di Ceccato, ma non è finita. Tondi nega la doppietta a Biscossi e poi il Mantova allontana. Si rialza Riccardinho. Due minuti e 11 e poi sarà intervallo. Biscossi, Riccardinho sbaglia il passaggio per Fortino. Tondi con le mani, corto verso Caiche, poi conclusione cercata da Mascherona che si spegne sul fondo. Fortino, lato lato per Biscossi, salta Caiche, ha tanto spazio. Biscossi sterza, Biscossi, Tondi nega la doppietta al 24 della Roma. Grande spunto ancora una volta di Matteo Biscossi. Palla verso Fortino che in caduta non inquadra lo specchio.
Kayke. Cabeza protegge, attende rinforzi, poi va da solo e guadagna una rimessa a 92 secondi dalla sirena. Reali che dà indicazioni ai suoi. Cabeza per Mascherona al volo, addosso a Di Eugenio. Kayke. Verso Achilli, suola Mascherona, anche lui con la suola. Kayke, sinistro respinto. Secondo calcio d'angolo per il Mantova. Cabeza al volo, addosso a Mascherona. E la rimessa è per la Roma. Cutruneo. Morbido verso Ceccarelli, anticipato, ancora Cutruneo. Michel protegge, anticipato. Mascherona attaccato, mantiene il possesso. Cabeza, ancora Michel ad attaccarlo fallosamente. Qui vediamo fallo netto, ma l'impressione è che sia stato involontario. Michel ha dato un pestone mentre arretrava a Cabeza. Mascherona in orizzontale, Achilli, imbucata, Cabeza, non ci arriva il numero 88 brasiliano, ex Pirossigeno Cosenza. Michel. Cutruneo sbaglia, Di Eugenio a lottare. Achilli, Mascherona, ancora Achilli, Mascherona coinvolge Tondi. Moabs, si alza la pressione della Roma. Rinvio. Tondi verso Cabeza. Stavolta non c'è fallo, però Martina Piccolo richiama Cabeza e Avellino. Balducci, lunghissimo, direttamente fuori. Allora Tondi. Achilli, tamponato, va all'indietro. Mascherona attacca alla profondità Moabs. Mascherona cerca Cabeza, trova un calcio d'angolo a 19 secondi dalla fine del primo tempo. Mascherona, morbido, Cabeza al volo tra le braccia di Balducci, che rilancia verso Cutruneo. Tondi con coraggio entrambi, sia Cutruneo che Balducci, sia Cutruneo che Tondi, scusate. Avellino. Di Eugenio sbaglia il passaggio per Fortino. 7 secondi. Mascherona, Achilli, lancio sbagliato per Moabs. Solo 2 secondi. Balducci il più lontano possibile e arriva la sirena. Le due squadre tornano negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Alla rete di Leleco risponde quella di Biscossi. Noi ci prendiamo una pausa, voi però restate qui perché tra pochissimo ci sarà la ripresa di Savia Testa Mantova Roma 1927 Futsal.
Bentornati al Pala Schweitzer di Mantova per il secondo tempo di Savia Testa Mantova Roma 1927 Futsal. Primo tempo che si è chiuso sul punteggio di 1-1. Vedremo se nella ripresa una delle due squadre riuscirà a mettere la testa avanti. Squadre già disposte in campo. Gara che è quasi un anticipo, considerando che le altre partite sono iniziate alle 20:30. Si sono però giocate due gare prima di questa. Alle 14:30 L84 Active Network con la vittoria dell'Active Network per 3-2 e alle 19 Fortitudo Pomezia Global Work Capurso con la vittoria della Fortitudo Pomezia per 4-3. Si attende solo l'ok degli arbitri per dare il via alla ripresa. Arriva il fischio. Caicche ci ha provato addirittura dalla sua metà campo. Donadoni, Cabeza, sente arrivare Donadoni, traversa dopo 13 secondi la prima chance per il Mantova. Fortino in avanti, fallo in attacco. Commesso da Riccardinho. Cabeza vorrebbe girarsi, riesce ad andare via con forza e tecnica. Guadagna un calcio di punizione. Fallo netto di Avellino ai danni di Cabeza. E c'è proprio Cabeza sul punto di battuta. C'è anche Caicche che finta anche Cabeza. Ceccato, scalda le mani di Balducci, fortissimo ma non abbastanza angolato. Cabeza, Ceccato, poi Donadoni, lancio sporcato. Fortino non può calciare, sceglie Viscossi, non è mai una cattiva idea stasera. Fortino chiude il triangolo, almeno ci prova. Mantova intercetta. Cabeza cerca di girarsi, si trascina il pallone oltre la linea laterale. Fortino, contromovimento e sinistro, respinto, ancora Fortino, calcia! Stavolta trova la porta, ma trova anche Tondi. Caicche mette giù il pallone e poi va da Tondi. Balducci addosso a Cabeza che l'aveva anticipato. Secondo me il portiere della Roma ha rischiato tantissimo perché Cabeza era arrivato prima sul pallone.
Adesso vediamo se la regia ci mostrerà il replay. Rimasto giù Cabeza. Che si rialza adesso. Il gioco che può riprendere Avellino, poi lancio lungo Tondi. Donadoni cerca di andare in verticale, Ricardinho, poi traffico al limite dell'area del Mantova che allontana. Furtino, lato lato. Può ripartire il Mantova 3 contro 1. Donadoni per Caicche. Balducci. Rivediamo la ripartenza, poi Caicche troppo centrale. Fallo laterale per il Mantova. Con Donadoni che tocca per Caicche, ancora Donadoni, Mascheroni. Addosso a Matteo Biscossi. Ecco il replay che chiedevamo prima. Che rischio per Balducci. Forse si è salvato, però non è stato dato calcio d'angolo. Situazione molto al limite, perché una possibile interpretazione poteva essere un'eventuale parata di Balducci, ma si è ripreso da rinvio dal fondo. Caicche, Mascherona, Donadoni. Verticale per Mascherona, prova a girarsi, viene fermato in fallo laterale. Caicche, stop, e Mancino che termina sul fondo. Balducci, lunghissimo, Mascherona a intercettare. Trascorsi poco più di 2 minuti e mezzo di tempo effettivo al Palace Schweitzer. Avellino, morbido verso Fortino che calcia addosso a Mascherona. Era riuscito a coordinarsi con il pallone ad altezza testa, e non è un caso se viene soprannominato Robocop. Cutruneo, c'è l'Eleco in traiettoria. Cutruneo lascia lì Avellino. Michel ci prova, trova una deviazione che vale il secondo calcio d'angolo per la Roma. Avellino, puntata verso l'area di rigore. Achilli presidia la sua zona.
Avellino, morbido, Fortino deve stoppare, poi finta, Fortino con il destro, svirgola il pallone, aveva lavorato alla grande, non è riuscito a inquadrare la porta. Moabs fermato e il pallone è uscito dopo l'intervento di Avellino, quindi vediamo l'iniziativa di Fortino. Moabs. Leleco, Mascherona, Leleco di forza, riesce ad andare via l'autore dell'1-0. Moabs gli gira intorno a Achilli. Moabs, Cutruneo lo trattiene in maniera molto vistosa e commette fallo. Grande differenza di fisico tra i due. Achilli, Leleco, Achilli, Leleco, Mascherona, imbucata, Leleco, di nuovo Mascherona, Achilli la tiene in campo, si accentra e va al destro, il gol dell'ex di Achilli, anche se probabilmente potrebbe essere autorete di Balducci dopo che il pallone ha sbattuto sul palo. Forse decisiva la schiena del portiere della Roma. In ogni caso il Mantova ha rimesso la testa avanti, 2-1. Di nuovo avanti la squadra di Milella. Tondi, Achilli, Mascherona, Fortino in fallo laterale. Moabs per Achilli, poi Cutruneo sbaglia il passaggio per Fortino, concede la rimessa al Mantova. Moabs, Mascherona, Leleco, Tondi in avanti, Fortino a chiudere, poi Achilli che va a contrasto con un suo compagno, ancora Achilli, fallo laterale di Eugenio, batte velocemente, scambia con Avellino. Cutruneo, Avellino, Cutruneo sposta e va al sinistro, Tondi lo aspettava lì. Moabs, Cutruneo lo ferma stavolta in modo regolare, Avellino per Fortino, Cutruneo, spazio, Cutruneo, più che una conclusione era un tentativo di imbucata. Achilli, Moabs, Mascherona, può avanzare e poi sbaglia. Il tocco per Achilli. Di Eugenio per Cutruneo. Ancora il numero 26 per Di Eugenio, attaccato in modo regolare, un 3 contro 2 per il Mantova. Achilli per Moabs, respinto ancora Moabs, poi Viscossi, adesso la ripartenza è per la Roma con Viscossi che va via, la offre sul secondo palo ad Avellino che viene fermato da Tondi. Corner dentro per Di Eugenio, Viscossi non calcia al volo, Di Eugenio con il tacco, Tondi salva il Mantova che adesso può andare via in contropiede con Leleco. Cutruneo,
Entra in campo lo staff medico per sincerarsi delle condizioni di Leleco. Quando sono passati 5 minuti e mezzo di tempo effettivo, ne mancano 14 e mezzo. Donadoni, morbido per Moabs. Forte ma impreciso. Viscosi sbaglia il tocco per Ricardinho. Mascherona, Donadoni, Moabs. Mascherona. Mascherona. Moabs chiude l'1-2 con Mascherona, poi Ricardinho subisce fallo di Eugenio. Ricardinho ancora di Eugenio, rimessa per la Roma. Fallo abbastanza generoso. Fortino non trova nessun compagno, può approfittarne il Mantova con Donadoni. Destro murato quando siamo a 13:43 dal termine. Balducci in spaccata. Poi Ricardinho ad allontanare. Donadoni per Moabs, rischia il giocatore marocchino nato in Spagna. Moabs prova a cambiare il gioco, di Eugenio intercetta. Ricardinho, poi Gilbert. Di Eugenio, fallo commesso dalla Roma, che ha 4 falli. Deve stare attenta la squadra di Reali, che può commetterne ancora uno, altrimenti poi saranno tiri liberi. Balducci sul fondo. Tondi con le mani. Cabeza sbaglia il controllo e allora si ripresenta la stessa situazione. Balducci. Michel prova lo spunto. Flipper. Donadoni. Caiche. Tondi non rischia nulla, scaraventa lontano. Pallone che ha colpito il soffitto. Ricardinho lascia lì per Avellino. Ricardinho, ancora Avellino. Michel sfida Caiche. Finta contro finta. Donadoni con grande decisione. Telecamere che inquadrano Rodolfo Fortino, classe 83. Avellino per Michel. La graffiata Tondi. Poi palla forte in mezzo. Michel con il destro, impreciso. Donadoni. Caiche cerca Cabeza ma non lo trova. Michel la regala Donadoni, anche zona tiro. Caiche
Ceccato. Cabeza. Tondi. Lungo. Kayike. Sponda. Ricardinho. Trattenuto da Cabeza. Fallosamente. 8 minuti esatti sono trascorsi in questo secondo tempo. Ricardinho verso Fortino. Traiettoria troppo leggibile. Si fa vedere tra le linee Ricardinho. Poi Avellino, Fortino di prima proprio per Ricardinho. Achilli, Sombrero e poi chance per la squadra di Milella. Cabeza, stop, Cabeza, finta, Cabeza col tacco. Balducci tiene in piedi la Roma. Kayike fuori per la conclusione che colpisce Cabeza. Cutruneo. Avellino. Si alza la pressione di Cabeza. La rompe Biscossi. Cutruneo proprio per Biscossi. Tacco. Ancora Cutruneo. Biscossi. Kayike lo ferma. Poi Achilli. Rimessa per il Mantova. Biscossi. Kayike con un fallo. Mantova che quest'anno ha avuto un rendimento stranissimo. Nelle prime 4 giornate 3 vittorie da neopromosso, stupendo tutti. Poi in tutto il girone d'andata non ha più vinto. Nel girone di ritorno 2 vittorie. Dovesse portare a termine quella di stasera in 3 giornate. Fortino, Avellino, ancora da Fortino, dentro Achilli, provvidenziale per anticipare Avellino, che ora va alla battuta. Biscossi, si salva il Mantova. Vediamo se ha parato Tondi o se c'è stato il salvataggio di Ceccato. Ha parato Tondi. Biscossi con il destro addosso a Kayike. Cutruneo la lascia lì. Avellino cerca il secondo palo. Achilli esce dal traffico, conduce la ripartenza. Achilli, super gol di Achilli, va via palla al piede, incrocia alla perfezione ancora una volta l'ex della partita, fa male. 3-1. Davvero super gol del numero 7 del Mantova, arrivato a dicembre dall'Italpol, dove ha giocato in A2 Elite nella prima metà di stagione. Ci avviciniamo alla metà del secondo tempo. Mantova avanti 3-1 al Palace Schweitzer. Cutruneo. Avellino per Pietrasanta, che va via, calcia, ma il pallone era uscito.
Donadoni, mentre si alza la pressione della Roma, che funziona. Avellino, Fortino protegge e scarica. Cutruneo cerca e trova Fortino, gli rimane il colpo in canna. Pietrasanta, pallone fuori. Tondi, mentre l'arbitro si sincera delle sue condizioni. Va lungo. Donadoni, attaccato alle spalle da Cutruneo, e anche qualche scintilla mentre arriva un cartellino giallo per Donadoni e per Cutruneo. Cutruneo all'indietro per Avellino. Fortino. Moabs lo scherma, rimessa ancora per la Roma. Pietrasanta in orizzontale, Viscossi non riesce a tenerla in campo. Moabs cerca lo spunto, guadagna la rimessa. Donadoni chiude il triangolo con Moabs. Una specie di tiro cross che termina fuori. Avellino. Fortino di prima per Riccardinho, poi Cutruneo. Si accentra, va via in mezzo a tre. Fortino. Ancora Cutruneo. Vediamo se punta, in buca. Fortino. Avellino. Fortino. Prova a girarsi, calcia alto. C'è stata però una deviazione. Quinto calcio d'angolo per la Roma. 5 pari i corner. Power play per la squadra di Reali. Portiere di movimento a 8:34 dalla fine. Riccardinho. Gioco allargato sulla sinistra. Cutruneo. Riccardinho sbaglia lo stop. E attenzione perché non c'è il portiere. Ceccato, palo. Perdona la Roma. Incredibile chance per il 4-1. E ora gli uomini di Reali tornano a giocare con un uomo in più. Riccardinho, Cutruneo. Fortino. Cutruneo. Ancora Riccardinho. Palla forte dentro di Avellino, finisce fuori. Qui rivediamo la conclusione di Ceccato a centimetri dal poker. Riccardinho. Avellino, Riccardinho, Cutruneo. Avellino, Michel. Possesso ipnotico della Roma che cerca varchi. Riccardinho, Cutruneo. Fortino
a triangolo gli uomini di Reali, nessuno che attacca in zona centrale e alla fine il Mantova guadagna una rimessa. Lancio lungo, impreciso, verso Cabeza. Cutruneo. Avellino. Michel. È sempre lui. Uomo in più. Fortino, Avellino. Fortino. Sempre a piramide la Roma. Fortino allarga Michel sulla linea di fondo, prova a metterla in mezzo, vorrebbe un tocco di mano, non c'è secondo Martina Piccolo. Avellino imbucata forte, poi Avellino sbarra la strada a Taurisano. 6 minuti e mezzo al termine. Cutruneo. Avellino. Sempre nessuno in mezzo al quadrato del Mantova. Fortino, Cutruneo, Avellino. Michel, stop destro, Avellino l'ammortizza. Fortino, Cutruneo. Avellino. Fortino. Ancora Avellino, da Michel che ha spazio, sterza, Michel colpisce Viscossi. E arriva la sirena. Time out chiesto dal Mantova, anche per rifiatare. Mentre dopo aver rivisto le immagini possiamo dirvi che si tratta a tutti gli effetti di doppietta per Achilli. Quindi non c'è stato il tocco con la schiena che avevamo ipotizzato da parte di Balducci. Tondi verso Cabeza, palo, ma è quello di supporto. Cutruneo. Passano i secondi. Reali chiama velocità dalla panchina. Michel. Cutruneo. Avellino. Cutruneo. Avellino, giro palla, Michel. Ancora Avellino. Fa il playmaker della Roma, il numero 18, Fortino. Mantova continua a difendersi a quadrato. Cutruneo. Fortino. Dentro per Viscossi che calcia alle stelle. Tondi. In avanti Michel che è rimasto in campo. Cutruneo. Fortino, ancora Cutruneo. Poi Avellino sbaglia, un passaggio semplice per Michel. Fallo laterale, battuto velocemente e frettolosamente dal Mantova per evitare che passassero i 4 secondi. 4,56 al termine. Mantova vicino alla seconda vittoria in 3 giornate nel girone di ritorno.
Avellino. Cutruneo, Avellino, Michel. Biscossi. Avellino, Fortino, Cutruneo. Non riesce a tenere basso il pallone. Tondi. Mentre il Mantova gioca la carta esperienza con l'Eleco. Adesso Cabeza chiede ai suoi di salire in pressione perché non vuole che la Roma inneschi il power play. Balducci verso Fortino, ma Scherona ad anticiparlo. Cutruneo, Avellino, Michel. Biscossi, Avellino. Cutruneo, Avellino, Michel. Ancora Avellino. Fortino, Avellino, Fortino. Michel cerca il pallone in area, si salva il Mantova con Tondi che scaraventa lontano. Avellino. Cutruneo. Fortino per Avellino. Biscossi. Ancora Avellino. Michel. Mascherona, poi Caiche. Può ripartire il Mantova. Caiche per Taurisano. Salva Avellino. Ancora Caiche, non commette fallo. Biscossi. Caiche riesce ad andare via. Mascherona, Caiche, Taurisano, sta arrivando Mascherona, ma viene fischiato fallo in attacco a Taurisano. Mentre Reali dovrebbe aver chiamato il time out a 3 minuti e mezzo dalla fine della partita, con il Sabia Testa Mantova avanti 3-1, doppietta di Achilli e rete di Leleco. Mentre è stato ammonito Cabeza per proteste. Quindi 2 ammoniti a testa, Biscossi e Cutruneo per la Roma, Donadoni e Cabeza per il Mantova. Avellino. Si riparte. Sempre 3-1 Mantova, 4 falli a testa. Fortino. Avellino. Michel. Di nuovo Avellino. Largo a destra. Riccardinho. Avellino. Riccardinho. Avellino. Michel. Tondi. Faccia avanti. Abbassa la saracinesca. Gioco momentaneamente fermo per il colpo subito da Tondi. Gioco ancora fermo mentre Tondi esce e al suo posto entra Deida. Vediamo se sarà subito chiamato in causa. Fortino.
Avellino, Michel, ancora Avellino, Riccardinho, Michel, cerca Fortino ma sbaglia completamente il passaggio e ora torna in porta Tondi. Mascherona verso Cabeza, l'Arpiona a tendere in forza, va all'1 contro 1, si accentra, Cabeza la mette fuori. Balducci non può andare al cambio perché il Mantova è in pressione. Riccardinho, Fortino, rimessa Mantova che è a 160 secondi dalla vittoria contro la Roma, con 2 gol di scarto come all'andata. Leleco impreciso. Balducci lunghissimo, Fortino e poi Tondi la tiene in campo. Cabeza riceve, può puntare, doppio passo Avellino, ancora Cabeza, contatto, tutto regolare. Balducci, torna in campo Michel. Avellino, scorrono implacabili i secondi al Palaschweizer. Avellino, Michel, di nuovo Avellino, Riccardinho, non c'è spazio, ancora Riccardinho, Avellino, Viscossi, Riccardinho, ora Viscossi prova ad andare per vie centrali, Michel, cambia tutto, Fortino, a centimetri dal 3-2. Qui rivediamo il contatto su Cabeza. È vero che aveva calciato, ma l'intervento di Avellino poteva essere da calcio di rigore. Avellino, Riccardinho, Fortino, Michel, Avellino, nell'angolo, Caiche ferma Viscossi, in calcio d'angolo, 5 a testa. Michel, Fortino, Avellino, allarga, conclusione di Viscossi, completamente imprecisa. Tondi, Cabeza finisce giù, Avellino con la punta, Fortino sponda Viscossi, ancora Fortino dentro, Viscossi anticipato. ...52 secondi... ...vede il traguardo... ...la squadra di Milella... ...che dopo aver vinto 4-2 all'andata... ...si sta imponendo 3-1 al ritorno... ...Michel, Riccardinho... ...Fortino, Riccardinho... ...Avellino non calcia, neanche Riccardinho... ...costretto a tornare nella sua metà campo... Deve ricostruire da capo la Roma. 35 secondi. Avellino, Fortino, Murato, ancora Riccardinho. Fortino, Avellino. Calcio d'angolo, il sesto per la Roma. Avellino, Michel, Tondi sul palo. Evita il 3-2 ed esulta. Perché probabilmente è la parata che sancisce la vittoria del Mantova.
15 secondi. Il Mantova va lungo, ma sarà cambio rimessa. 14 secondi. Fortino, Avellino, Fortino dentro, pallone sugli spalti. 11 secondi, fa festa al Palaschweizer. Michel, destro respinto, Avellino sulla pressione di Taurisano. 5 secondi alla fine, rinuncia Taurisano, rinuncia Avellino e sirena. Il Mantova batte 3-1 la Roma. Seconda vittoria in 3 partite in questo girone di ritorno. Secondo KO in 3 gare per la squadra di Fabrizio Reali. Come all'andata fanno festa gli uomini di Milella. Decisiva la doppietta dell'ex Simone Achilli, lui che aveva già segnato alla Roma con il Sala Consilina. Segna altre 2 reti, lui che è cresciuto nel vivaio della Roma, arrivando fino alla prima squadra. E mentre le squadre si salutano a centrocampo, da Luca Pellegrini e dal Palaschweizer è veramente tutto. Io vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube della Divisione Calcio 5 per non perdervi nessun contenuto del meglio del futsal italiano. Buona serata!